Sindaco, un consiglio comunale dove si è parlato della proposizione del sindaco sull'attuale situazione relativa alla comunità alloggio presenti nel comune di Canastra. Ecco, loro hanno richiesto diverse centinaia di mila euro per rimborso alle loro spese. Lei nella sua relazione ha sottolineato che oltre 500.000 euro sono una cifra per cui il comune andrebbe in default. Sì, come ho avuto modo di dire in consiglio, noi abbiamo due comunità alloggio qua nel nostro comune, che per carità non è un problema né politico né tantomeno, lungi da me dal pregiudizievole dal punto di vista per quanto riguarda i migranti che ospitiamo qua a Camastra, che a noi non danno nessun fastidio, però il nostro è un problema esclusivamente economico-finanziario, che essendo una piccola comunità, se già per qualche anno di permanenza ci viene richiesto di pagare la somma di circa 500.000 euro e rimarrebbero altri 6 anni ancora da pagare, si capisce bene che il nostro comune non avrebbe più motivo di esistere. Potremmo veramente, una piccola comunità di 2000 anime, quando siamo tutti presenti, sopportare quest'onere e poter, già molti abitanti arrivano a fine mese a malapena, e è una cosa generalizzata ormai la crisi che viviamo, la crisi che subiamo, quindi per noi è insostenibile poter accogliere questo tipo di migranti. Se le comunità si vogliono veramente allora noi siamo disponibili ad accogliere le persone, però non dobbiamo gravare sulle comunità. Se c'è qualche forma alternativa la cerchiamo, la troviamo assieme, una soluzione che possa. Noi, ripeto, non siamo contro le comunità alloggio, ma siamo contro il costo economico che dovrebbe sostenere la nostra comunità, che non può sostenere assolutamente. Tra l'altro c'è un giudizio pendente anche da un punto di vista legale, voi avete firmato un accordo in prefettura dove non era prevista nessuna spesa, eppure c'è un'ingiunzione di pagamento da un lato e dall'altro c'è un appello che ancora si deve decidere, per cui c'è una situazione anche ibrida da un punto di vista legale. Senza dubbio, noi nel 2016 con l'allora prefetto Diomede abbiamo raggiunto un accordo che le fatture emesse da loro venivano pagate parzialmente per l'importo che ricevevamo da parte della prefettura. Le altre somme, qualora fossero pervenute, chiaramente avremmo dovuto versarle alle comunità che ne avrebbero avuto diritto. Quindi non si capisce come ancora si insiste, e ripeto, essendo una piccola comunità non si può pretendere questo tipo di discorso. Noi abbiamo in atto una comunità che abbiamo avuto un giudizio che siamo stati condannati in primo grado e abbiamo proposto appello in appello. Abbiamo fiducia che almeno, vero è che l'applicazione delle leggi purtroppo però bisogna pure guardare se questi hanno una rifluenza sociale, una qualche cosa che va a sfociare su una cosa diversa da quella che può essere l'applicazione di una sentenza. Tra l'altro lei ha anche scritto una circostanziata lettera spiegando un po' tutti i motivi sia al Ministero, sia alla Regione, sia al Presidente della Regione, proprio per dire che Camastra non ci sta e non può sostenere questa accoglienza, anche solamente da un punto di vista economico chiaramente. Sì, noi di recente abbiamo avuto la richiesta dell'apertura di una nuova accoglienza di 15 unità. Chiaramente noi ci siamo preoccupati, abbiamo scritto a tutti gli enti interessati, a partire dall'assessorato alla famiglia fino al Ministero degli Interni, a Sua Eccellenza il Prefetto, al Signor Questore, a tutti quanti possono valutare bene il problema, perché noi la comunità non siamo in grado di sostenere questo tipo di onere e ripeto, onere economico-finanziario.